L'autorità che si riappropria dei poteri del magistrato delle acque, quindi l'autorità ha due compiti: la laguna in quanto tale e la gestione del Mose. Un'operazione rivoluzionaria. Il ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Paola De Micheli, definisce così l'Autorità per la Laguna, il nuovo ente non economico a cui sarà affidata anche la gestione e manutenzione del Mose. L'autorità, ha proseguito, potrà costituire una società in-house che avrà compiti operativi. L'arrivo dell'Autorità per la Laguna, così come previsto dal cosiddetto decreto legge agosto, segna anche la fine del Consorzio Venezia Nuova. Mentre si costituisce l'autorità e la società in house, ci sarà il processo di liquidazione e quindi noi contiamo di tenere insieme questo meccanismo, anche perché abbiamo un'esigenza non banale di valorizzare le professionalità che nel tempo si sono formate nella costruzione di questa grandissima opera pubblica. L'Autorità per la Laguna non è un'operazione calata dall'alto, ma prevede la partecipazione del territorio. Nel comitato di gestione ci saranno la Regione e la Città Metropolitana di Venezia. Nel comitato consultivo i comuni di Venezia e di Chioggia, il Porto, la Capitaneria e la Presidenza del Consiglio regionale. Sempre nella stessa norma voi poi troverete il rifinanziamento per la parte finale per il completamento del Mose, che oggi voi come sapete è operativo nel caso di una ulteriore, speriamo di no, ovviamente acqua alta come quella dell'anno scorso a novembre, ma che ha bisogno di una serie di opere di completamento per essere terminato.